quarta corsa. È la terza manche del Tommaso Grassi Award. Sono sempre in 10 al via. 1 Enea Leon SM Santomollo, 2 Etienne Latorre Vincenzo Gallo, 3 Ellie May Dalvio, Luca Lovera, 4 Ermanno Jet Alberto Garruto, 5 Kenad Wable Nando Pisacane, 6 Enola Gate 3 Roberto Ruvolo, in seconda fila 7 Esperanza Alba SM Mario Minopoli, 8 il Vaget Gaetano Di Nardo, 9 Cebombo Jet Marco Stefani, 10 Eubuleo Antonio Simioli, rimane lontana Enola Gay Treb. Si va con veloce il numero 3 di Ellie May Dalvio che prova a scavalcare Etienne Latorre, che per il momento rientra all'imbocco della prima piegata. Dalla seconda fila veloci sia Ecebombo Jet che il Vaget che si sistema in corda. Squalificato. Venuta fuori una prima parte di gara molto combattuta. Se ne vanno i primi 200 metri in 15 e mezzo e davanti alle tribune punta in avanti Kenad Wable con alle sue spalle Ermanno Jet. Kenad Wable che passa dopo 350 metri al comando. Primo quarto in 37, Kenad Wable al comando, di fuori Ermanno Jet in seconda pariglia, posizione perfetta per Ecebombo Jet. Seconda in corda Ellie May Dalvio che precede Elva Jet, poi Etienne Latorre. La curva di destra passata in 15 e mezzo e punta in avanti e tende a passare al comando Ermanno Jet. E così Ermanno Jet si trova al comando, un po' forse a sorpresa in questo avvicendarsi di posizioni. Ermanno Jet al comando, all'esterno Ecebombo, seconda pariglia per Eubuleo, terza in corda è Ellie May Dalvio che segue Kenad Wable. Il primo chilometro e quindi la meta gara in 1:15,3. Svelta per Ermanno Jet che prosegue al comando. Di fuori Ecebombo Jet, in corda Kenad Wable, seconda pariglia per Eubuleo che precede il Vaget, in corda ancora Ellie May Dalvio, davanti alle tribune un'altra frazione in 15 e ora c'è l'attacco severo da parte di Ecebombo Jet ed Ermanno Jet e passa. E così Ecebombo al comando, inseguito da Eubuleo, Ermanno Jet che peggiora sensibilmente in camminata e cala, poi Elva Jet, i tre più attesi che sono primo, secondo e terzo, 14 e 6 per girare la curva di destra, Ecebombo in fuga, Eubuleo in seconda posizione, in terza Elva Jet, in quarta è passata Ellie May Dalvio, gli altri più indietro. Quando siamo al miglio di gara, passato in 1:58,9 da Ecebombo Jet che sta facendo dispersione, Elva Jet che sposta su Eubuleo, poi ad ampio intervallo Ellie May Dalvio con Marco Stefani ed Ecebombo Jet isolati in vantaggio all'ingresso della dirittura d'arrivo. È una passeggiata di salute per Ecebombo Jet e Marco Stefani che vengono a vincere in maniera nettissima. Ecebombo Jet a segno, mentre per il secondo posto Elva Jet batte Eubuleo. 31 ad arrivare, 1:14,6, 2000 metri, e l'allievo di Andrea Vitagliano, i colori di Vincenzo Vitagliano, 4 anni da Wishing Stone, regala i 10 punti a Marco Stefani che si issa in cima alla classifica. Al secondo Elva Jet piega un comunque valido Eubuleo, 9-8-10 in numeri l'arrivo della quarta.